A volto scoperto e con in mano una pistola a giocattolo era entrato alle 13:45 dello scorso 13 febbraio all'interno del bar Sunrise di Via della Borsa a Castelfranco. Ha puntato l'arma contro il titolare, si è fatto consegnare i 90 euro che l'esercente aveva in tasca e poi si è dileguato al volante di una vecchia Ford Escort di un anziano parente. A tradire il bandito è stata proprio l'auto e la memoria di un testimone dello stesso barista che hanno annotato parte della targa e notato un'ammaccatura sulla carrozzeria del veicolo. In pochi giorni i carabinieri di Castelfranco hanno trovato l'auto e arrestato il rapinatore, che è finito in carcere su ordinanza del GIP del Tribunale di Treviso. Si tratta di un 45enne del luogo, Arduino Saretta. All'interno dell'abitazione è stata trovata la pistola a giocattolo nascosta in un armadietto. Il 45enne ha alle spalle già 4 rapine di questo tipo. In un frangente ha ferito un negoziante a coltellate. Sì, nel giro di alcuni giorni siamo riusciti ad arrestare il rapinatore solitario che ha eseguito una rapina a danni di un esercizio commerciale di Castelfranco Veneto e mediante minaccia di una pistola ha costretto l'esercente a consegnare l'intero incasso della giornata. L'attività investigativa è stata velocissima, siamo partiti dai 3 numeri di targa AK444 annotati da un testimone e dopo un controllo attento e minuzioso sulla banca dati siamo un controllo su 500 auto, siamo riusciti a risalire all'auto vista fuggire ed al proprietario. Sì, la macchina non era del rapinatore, era stata data in prestito dal cognato e lui, ancorché sprovvisto di patente di guida, l'ha sottratto alla madre per andare a fare il colpo. Bene, in un primo momento non ha detto assolutamente nulla, anzi ha negato e poi messo alle strette dopo la perquisizione presso la sua abitazione, all'interno della quale abbiamo trovato la pistola giocattolo a brasa, ha confessato.